Due gare da giocare entro il prossimo mercoledì 20 dicembre compreso e poi tutti in vacanza per trascorrere in serenità con le proprie famiglie le vacanze di Natale e fine anno. Intanto, questa domenica al Seneto scende un'altra big del campionato, quel Siracusa che non ha certamente messo in saccoccia i sogni di promozione, con il Trapani che veleggia in alta classifica. La compagine Retuseo infatti verrà da Agrigento con il preciso scopo di conquistare l'intera posta in palio. Eppure la Cregas con gli ultimi innesti e il ritorno di Garufo può, se in giornata, mettere in difficoltà chiunque. Ecco perché la società giustamente chiama a raccolta i propri tifosi per incoraggiare i propri beniamini. Si tratta dell'ultima gara casalinga del girone di andata e i calciatori ci tengono molto a congedarsi dal 2023 con un risultato positivo. Purtroppo a guastare la festa la chiusura della curva nord, solitamente riservata ai tifosi ospiti per inagibilità. Pertanto gli sportivi a Retusei che raggiungeranno del Seneto verranno collocati in gradinata. A questo punto si spera che in occasione della lunga sosta invernale di fine anno si provveda al rifacimento di alcune parti del settore apparse davvero molto precarie. Ed ora ci occupiamo del calciomercato in pieno fermento e che chiuderà i battenti, lo ricordiamo, giorno 22 dicembre. In settimana è arrivato un terzo portiere, infatti dopo Sorrentino, che ricordiamo dovrà scontare altre 2 giornate di squalifica, e il giovane catanese Governale, è arrivato un altro portiere. Si tratta di Cristiano Vaccarino, classe 2005, quindi un under, cresciuto in terra salernitana e convocato più volte con la rappresentativa campana. È già stato in Sicilia con il Don Bosco Misilmere e Mazzara. Ma dopo la partenza di Beni Baio, approdato alla Nissa, c'è un'altra partenza, quella di Giordano Pantano, difensore centrale di 31 anni, anch'esso catanese puro sangue. Ma secondo indiscrezione, al suo posto dovrebbe firmare un agrigentino puro sangue, Michele Fragapane, che si allena all'Estento con l'Acragas da qualche giorno. È un trentenne ultimamente in forza a Sant'Agata, ma in passato 3 stagioni con la Sanghataldese D, Pro Favara, Camarat e Dattilo, anch'esso in Serie D. La gara Acregas-Siracusa, fischio d'inizio alle ore 14:30, verrà diretta dall'arbitro Antonio Spera di Barletta, con assistenti Pietro Anile di Acireale e Paolo Romeo di Reggio Calabria. Ma vediamo il cartellone completo di questa 18ª giornata, il cui inizio è fissato per le ore 14:30. Acregas Siracusa, Castrovilla Licata, arbitro Stefano Calzolari di Albenga, Locria Cireale, Ragusa Sant'Agata, Real Casalnuovo San Luca, San Cataldese Reggio Calabria, Trapani Gioiese, Vibonese Portici. Riposano Igea e Canicati.